Eccoci rientrati in studio, vi ricordiamo che questa è la trasmissione Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Oggi, dato che tutti i campionati dilettantistici sono fermi, ritorneranno chiaramente domenica prossima. Oggi abbiamo voluto dedicare la puntata interamente al calcio giovanile, lo facciamo anche trovando spunto con un torneo che si è svolto a Mascalucia, a Torre del Grifo, e lì abbiamo veramente assaporato il piacere del calcio, quello puro, quello vero. Carmelo, i genitori che facciamo? Che cosa possiamo fare contro questi genitori che vogliono assolutamente far diventare Baggio o altri i propri figli? Allora, perché poi è questo l'obiettivo. Sì. Anzitutto dobbiamo educare, come dice il mio amico Ture, gli istruttori. Ecco, bene. Perché dipende tutto, secondo me, dai dirigenti e dagli istruttori. Giusto. Perché un istruttore che si permette anche di protestare dà l'autorizzazione ai propri atleti, ai propri dirigenti, ai genitori, di protestare, di contestare. Cioè, se prima non facciamo un esame di coscienza noi, gli operatori, non si può andare avanti. La prima cosa è educare i nostri istruttori. C'è stato qualche cambiamento ultimamente, da qualche anno a questa parte? Noi ogni anno facciamo i corsi con i FIGC, ribadiamo sempre il concetto dell'attività di base, che soprattutto è la crescita del ragazzo. Però passo poi inosservato ogni tanto. Io dico che la maggior parte entrano nell'idea di questo, che dobbiamo dare un servizio ai ragazzi, educare non solo i ragazzi ma anche i genitori. Noi nel centro federale facciamo gli allenamenti a campo aperto, cioè i genitori assistono, entrano. Questa è la prima cosa. Per incominciare ad abituarli. Dobbiamo abbattere queste barriere. Io sono andato in Edimburgo, là abiti, genitori e cose, sono tutti assieme in campo. Però si limitano soltanto al tifo. Ognuno al suo posto, i genitori laterali, i ragazzi giovani. Vedi Carmelo, scusa, oggi si è assistito purtroppo, vabbè, non voglio menzionare niente. Ma non dobbiamo, una cosa. Perché poi voglio dire questo, giusto. Aprire le barriere, sarebbe bello, i genitori assistere alla partita dentro il campo, sarebbe meraviglioso. Ancora non abbiamo questa cultura. Come hai detto tu, l'ho ripetuto pian pianino però ci dobbiamo arrivare. Ma dobbiamo essere noi altri genitori, istruttori. È chiaro, io ai miei figli insegno, ma per insegnare ai miei figli come il comportamento deve essere prima io comportarmi bene. E questa è tutta una ruota. A Pachino com'è la situazione? I genitori seguono la squadra, vi marcano stretti a voi istruttori? Com'è la situazione, Marco? Quello che posso dire è che noi siamo una realtà che c'ha da 2 anni e mezzo che siamo nati, 3 anni facciamo, 3 anni, quindi è ancora una cosa che stiamo vivendo, stiamo toccando piano piano. E tutto sommato ancora siamo entro, diciamo, i limiti. Siete troppo giovani ancora. Sì, perché noi diamo i nostri messaggi, che sono quelli che noi siamo, più che altro siamo educatori, non siamo, quindi noi siamo educatori e basta. È vero. Un'altra cosa, scusami, io non ho completato, la prima è questa, cioè educare i nostri istruttori, gli operatori, i dirigenti. E un'altra cosa è l'incontro, il dialogo con i genitori. Questo non c'è. Manca, perché noi invece ogni mese incontriamo i genitori, ma non l'istruttore, la dirigenza. Perché in questo modo che si cresce, perché l'obiettivo sia per i genitori sia noi educatori è il bene del ragazzo. Noi giù, da noi queste cose le facciamo. Noi ogni mese facciamo Quindi un incontro. Siete sulla buona strada, le direttive che dà proprio noi andiamo, ogni mese facciamo incontri con i genitori, parliamo con i genitori, i problemi, se c'è qualche bambino che si comporta in questo male. Scusate, in tempi non sospetti, con Giovanni Spina, quando eravamo a Rainbow, questi incontri li facevamo periodicamente, dove avevamo dei riscontri, giustamente anche ci davano dei consigli, noi altri li prendevamo per migliorare. Questo però deve avvenire in tutte le scuole calcio. A 360 gradi dovrebbe venire. Deve avvenire in tutte le scuole calcio. Perché in questo modo si danno le regole, non soltanto ai nostri ragazzi, ma anche ai genitori. Certo. Perché se sbaglia il genitore deve essere allontanato. È giusto. Perché non può stare insieme agli altri. Non per colpa di un genitore, oggi un genitore è stato. Ma noi che dobbiamo fare? No, assolutamente. Ci mancherebbe. Assoluta. La manifestazione ha dato anche dei segnali di valore e continuiamo su questa strada. Ma noi non ci dobbiamo arrendere. Non voglio essere io di parte, indubbiamente, perché sarebbe troppo facile. Però credo che questo, di queste 3 giornate, non è stato molto facile, credetemi. Credo che sia un torneo sicuramente che avrà
strada, perché è solamente un punto di partenza, anch'io sono di questa idea, però ho notato la grande gioia, perché credo che conosco qualche genitore, lo conosco anch'io anche da fuori, e gli attestati di stima per tutta l'organizzazione è stata semplicemente spettacolare. È vero. Io volevo sentire un attimo Aldo Musumeci, che insomma ha lavorato con tantissime squadre nei settori giovanili, dove comunque lui è uno psicologo, voglio dire, il rapporto con i genitori è sempre stato un rapporto difficoltoso, è inutile nasconderlo. Fa bene la federazione, qui nella persona anche del presidente, a sottolinearlo e a gridarlo ad alta voce che le cose devono cambiare. Però forse probabilmente un po' tutti dobbiamo cambiare, non soltanto le società, proprio anche noi come persone che viviamo il calcio. Ma io credo che, scusate, io credo che il problema sia un problema culturale. Nel calcio poi si riflette quello che è un problema quotidiano che vediamo proprio tutti i giorni, quindi è chiaro che intanto la responsabilità è dei genitori, poi aprire al dialogo l'istruttore, comunque questo sicuramente è importante, però la prima responsabilità sul bambino è sicuramente dei genitori, poi l'istruttore comunque vive col bambino 2 o 3 volte a settimana, dà un esempio che è importante. Perfetto. Per cui comunque il dialogo è il punto di partenza assolutamente, però sicuramente la responsabilità appartiene alla famiglia, ai genitori. L'educazione, quello di casa. L'educazione è questo, poi chiaramente poi si riporta in un contesto calcistico quello che poi si vive al di fuori. Al di fuori di ogni giorno. Una battuta subito, io dico sempre questo, insegnare la cultura di saper perdere. Ed è fondamentale. Anche. Marco, così poi diamo spazio anche ad altri istruttori della tua bella scuola calcio. Ci congediamo da te, però da te voglio sentire a questo punto l'obiettivo primario, sì, quello di far da istruttore a tanti bambini, però forse un po' di agonismo poi dopo quando scattano gli allievi credo che subentra poi alla fine, no? Cioè la vittoria diventa anche uno scopo, no? Ma sì, diciamo di sì. E allora noi tutto quest'anno siamo fermi ai giovanissimi. Sì, perché siete nati da poco. Perché siamo nati da poco, quindi vogliamo crescere piano piano. Però noi abbiamo anche i nostri, diciamo, obiettivi da raggiungere. Voglio dire, ragazzini, però ci sta pure, no? Anch'io mi piace vincere, anche quando gioco a calcio. Però purtroppo il modo di accettare, il modo in cui si deve purtroppo è la regola del calcio, si gioca per vincere. Perfetto, allora ringrazio Marco Arangio della società L'Uliveto di Pachino, lascerà il posto ad altri istruttori. Al mister Tonino Cannarella, che è uno dei collaboratori. Perfetto, è con lui chiacchiereremo ancora di questa bella realtà di Pachino. A proposito di belle realtà, adesso ci guardiamo il servizio che abbiamo realizzato a Torre del Grifo, sempre all'interno del trofeo di Natale, e abbiamo pensato un po' con la scuola calcio diretta da una grande figura del calcio siciliano. Parliamo di Orazio Sorbello. Un volto storico del calcio italiano, leggenda vivente direi della Ciriale, Orazio Sorbello. Ciao Orazio. Troppo buono, ciao, salve a te. Responsabile della Junior Calcio di Aciriale, che è veramente già una leggenda soprattutto nel territorio acese, e non solo direi. Diciamo che da 13 anni che abbiamo questa piccola società, siamo partiti nel 2000 e insomma ad oggi così notiamo circa 200 iscritti. Per Aciriale sì, è una realtà simpatica, ma chiaramente ci vogliono tanti sacrifici e tanta passione. Il progetto di Aciriale prevede comunque anche la valorizzazione soprattutto di tanti bambini, tu hai detto bene ne avete più di 200, ma credo che comunque riuscire poi a far emergere qualche elemento è sempre molto difficile. Ma questo è sicuramente così, chiaramente noi facciamo attività solo e esclusivamente per magari per togliere qualche bambino anche dalla strada, quello è una cosa secondaria, far uscire qualche gioiellino, è cosa molto, molto rara, ma ci speriamo sempre. L'importante comunque è che il bambino sta in un ambiente sano, pulito, e questo che la Junior cerca di inculcare nella mentalità dei ragazzi. Ed è giusto. Tra l'altro avete anche la categoria sperimentali che sta comunque ottenendo un buon successo. Sì, noi facciamo attività dai primi calci che vanno dai 5 anni e arriviamo fino agli allievi. Con gli allievi sperimentali quest'anno abbiamo
una bella squadretta che si sta facendo rispettare anche fuori provincia e speriamo di continuare. Che va comunque al di là del risultato finale, no? Cioè l'obiettivo che tu giustamente dici è quello sempre di valorizzare anche una tipologia di comportamento da parte dei ragazzi. Soprattutto l'educazione sportiva deve essere alla base principale del nostro insegnamento. Il risultato calcistico poi è relativo, è chiaro che se si vince potremmo essere un attimino più felici, però secondo me si cresce più nelle sconfitte che non nelle vittorie. Per chiudere l'esperienza qui a Torre del Grifo nel torneo di Natale. Ma è una bella esperienza, ho portato 4 squadre dai pulcini fino ai giovanissimi e quindi siamo presenti in tutte queste manifestazioni che veramente per i bambini è una manna dal cielo. La scuola calcio junior di Aciriale diretta da Orazio Sorbello, anche loro presenti al torneo di Natale. Diamo il benvenuto anche ad un altro componente dello staff tecnico della società L'Uliveto di Pachino, parliamo con Tony Cannarella. Ciao Tony. Sì, grazie, buonasera a tutti. Ben trovate, è stata una bella esperienza anche per voi istruttori, diciamolo pure. Bellissima dai. esperienza. La porterete nel vostro cuore, anche se so che mi diceva appunto il Presidente che voi spesso andate a vivere esperienze in altri centri sportivi. Soprattutto per portare i nostri bambini a confrontarsi e a crescere insieme agli altri bambini delle scuole. E questo calcio. È fondamentale. Fondamentale, sì. Allora, io prima di congedare mister Aldo Musumeci voglio rivolgere a lui una domanda. È arrivata la panchina? No. Perché c'è questa caratteristica. Venendo 2 volte di fila può essere che può darsi che venendo 2 volte perché sennò dobbiamo sfatare questo mito. No. Ti spiego Carmelo, c'è caratteristica a penalty che quando si viene in trasmissione non si ha panchina, dopo massimo 2 settimane si trova panchina, quindi speriamo se non dovesse essere così, casomai va bene, non vengo più per i prossimi 3 anni. Va bene. Grazie. Tu sei venuto qui in trasmissione per cercare panchina? No, ma basta. L'ho letto per andare a dormire. Diciamo stare. Benissimo. Per i giovani. Salutiamo Aldo Musumeci, grazie vi auguriamo buona fortuna, grazie per le belle cose che hai detto riguardo alle scuole calcio. Grazie a voi. Prima di andare in pubblicità, una battuta veloce. Carmelo mi diceva che il comitato di Catania in fatto di calcio a 5 è stato avanti, molto avanti. Abbiamo iniziato i primi di tutti e poi noi rispettiamo come se fosse il calcio a 11, la stessa dignità. E questo ha fatto un passo avanti. Ma gli altri comitati non lo fanno perché non... Allora, non tutti i comitati hanno iniziato i tornei, i campionati, noi siamo stati i primi. Molti aspettano che finiscono il calcio a 11 e poi iniziano sbagliando. Noi abbiamo dato la stessa dignità, fino a ottobre tutti i campionati, sia a 11 o a 5, hanno iniziato. Con numerose squadre da 3 anni. Alessio, ci confermi questa bella cosa, sì, no? Che sì, sì. Non a caso ho parlato prima della scudettata meridiana, la Cireale Calcio a 5 è attualmente la più grande realtà per quanto riguarda il calcio a 5, la Cireale si occupa, non è una polisportiva. Come settore giovanile la Cireale domina in tutti i suoi gironi, addirittura nel campionato giovanissimi ha segnato più di 100 reti. Addirittura. La Meridiana al passo con la Cireale. Mi hai detto 5 gironi per quanto riguarda il campionato juniores regionale che in 5 gironi, per quanto riguarda gli allievi sono provinciali, sia allievi che giovanissimi, ci sono più gironi riguardanti tutte le province siciliane. Però mentre... se non ti la domanda, non credo che sia la stessa situazione anche come nel calcio a 11, che i genitori incidono sul risultato? Devo dire che ancora il calcio a 5 non è stato colpito da questa almeno siamo piaga. soddisfatti. O comunque meno. Ma è meno perché ci sono meno partite. Perché ci sono meno partite. È ovvio. È come quando mi parlo che il calcio è più violento rispetto alla pallavolo. Giustamente. Ovvio, noi nella nostra provincia facciamo 222 partite agonistiche, non contando gli esordienti, pulcini che sono almeno il doppio, il triplo, perché abbiamo gironi dalla A alla Z dei pulcini e fino alla P dei esordienti a girone a 8 o a 10. Ma non è
qua ci sono meno partite, ovvio che qualche scontro di meno ci sarà. Ci sarà insomma, è un campionato più tranquillo, quindi lo possiamo gustare. Sono meno gironi, è ovvio. È questione di cultura che si diceva, no? Giustamente. Infatti, sei senza microfono, Aldo, non parlare. Allora, va bene, tra poco... Devo dire un'ultima cosa per calcio a 5. Sì. Dall'anno scorso c'è anche le rappresentative regionali. Sì. Prima non c'erano, dal torneo delle regioni. Formato da molti componenti possibilmente del catanese, no? Dato che sono maggiori le squadre. Il 50% sono arrivati il secondo. Personalmente ho anche fatto un provino per la rappresentativa. Anche a calcio a 5? Io sì. Bene, sì, il calcio a 5 mi ha dato tanto sotto tutti i punti di vista. Va benissimo, ok. Salutiamo di nuovo Aldo Musumeci, tra poco ci raggiungerà un altro ospite. Salutiamo anche Federica che oggi non ha fatto niente, ha detto soltanto buongiorno, buonasera, il programma. D'altra parte oggi non si lavora, esatto, oggi è festa. Oggi è festa, ritornerò a lavorare settimana prossima. Infatti, con il ritorno dei campionati dilettantistici. Esatto. Bene, allora mi lanci la pubblicità? Certo, rimanete con Penalty. Amici di Penalty, non scappate, ritorniamo dopo la pubblicità.